Dal Friuli Venezia Giulia allo Stato arriva un contributo di solidarietà al sistema paese di 2,3 miliardi di euro. Si tratta del calcolo determinato dalla Banca d'Italia, unica istituzione in grado di elaborare il dato del cosiddetto residuo fiscale, un indicatore del livello di contributo che può essere positivo o negativo che i cittadini di una regione danno al bilancio pubblico. Essendo una regione a statuto speciale, in linea generale il Friuli Venezia Giulia riceve molto più dallo Stato centrale di quanto versa di tasse a Roma. Comunque non sempre. Se infatti nel calcolo del residuo fiscale storniamo la spesa militare, ovvero non teniamo conto dei trasferimenti per il funzionamento delle caserme militari, il Friuli Venezia Giulia dà in solidarietà oltre 2 miliardi di euro all'anno. Il residuo fiscale è dato dalla differenza tra le spese e le entrate della pubblica amministrazione in una determinata regione e in un determinato intervallo di tempo. Se il residuo fiscale è positivo, la pubblica amministrazione spende nella regione più delle entrate che si generano su quel territorio. Se i friulani e i giuliani potessero trattenere sul proprio territorio qualche centinaio di milioni di euro all'anno, le cose andrebbero sicuramente meglio e renderemmo più responsabili anche gli amministratori del Sud, che sarebbero costretti a usare con più efficienza i soldi pubblici che ricevono dal resto del paese.